come sempre, sempre belle notizie al finale. Secondo molti, diciamo, geologi, l'Italia prima o poi si dividerà in due per colpa dei terremoti. In effetti sono tanti che concordano su questa cosa, ma non è una cosa che succederà, diciamo, immediatamente, quindi non è una cosa che si avrà subito, quindi con il tempo l'Italia prima o poi si dividerà in due. Lo diceva anche Tozzi, il famoso geologo, quindi secondo lui i terremoti in Italia sono sempre in aumento, quindi non ci sarà mai un calo dei terremoti, anche perché l'Italia è uno stato, diciamo, altamente sismico, quindi purtroppo la parte centrale dell'Italia è altamente sismica. E vabbè, ringrazio Dio che non è caduta, non è una fake. E io dico solo probabilità, mica sono sicuro se fa una cosa o no. Questa è una probabilità, non è che si dividerà in due. Questa è una probabilità di scienziati, non miei. Quindi questo è uno studio fatto da geologi che pensano che con il tempo l'Italia possa dividersi in due, perché la parte centrale tira una dall'altra, tira sopra e l'altra tira da sotto. È come se prendessimo un lenzuolo e io e te tiriamo da una parte all'altra, quindi in effetti loro pensano che possa strapparsi questo, diciamo, questa parte dell'Italia, quindi non è una certezza, oppure può succedere, può capitare con gli anni, non è una cosa che succederà a breve, quindi fra 50, 60, 100 anni, quindi non ti dico che si rompe in due, io ti dico ci sta una probabilità. Io sono di Salerno, quindi i sismologi, i geologi e tutte queste persone che studiano la terra, diciamo, il clima, i terremoti e tutti, molti sono propensi sulla rottura dell'Italia nella parte centrale, quindi non è che si rompe, non è detto, quindi è una probabilità solo, questa è. Quindi come sempre io dico la notizia, non è che dico al 100% succede, però siccome i geologi dicono che Pagani, sì sì, io ho molti amici a Pagani, Nocera, sì sì, un sacco, sì, Striano, Sarno, un sacco di amici anche lì, quindi diciamo che l'Italia potrebbe dividersi in due con il tempo, non è una cosa che succede oggi, diciamo che con gli anni questa cosa potrebbe avverarsi, come pure che l'Italia fra 100 anni potrebbe andare sott'acqua, come hanno detto che se c'ha un ungle si sciolgono i ghiacciai, quindi l'Italia verrà sommessa alle parti costiere, come la prima città sarebbe Venezia, quindi in effetti sono tutte probabilità, di certezze non ci sta niente, l'unica cosa certa nella vita è la morte, quindi questi sono studi fatti da scienziati, da geologi che sono molto convintissimi che tira oggi e tira domani l'Italia è come il lenzuolo, prima o poi si staccherà, quindi si avrebbero tipo due penisole in effetti, quindi ma nulla di che, non è che però è una cosa che succede, se succederà succederà fra 50, 100 anni, cioè non è una cosa che succede oggi. Troppi terremoti non cesseranno come hanno detto, quindi si avranno sempre perché comunque è zona altamente sismica, quindi è come diciamo i vulcani, come l'Etna, come il Vesuvio, cioè ci sono e basta, non li possiamo togliere. Quindi molti sono d'accordo sul fatto che prima o poi possa rompersi al centro, diciamo, esattamente diciamo in Umbria, diciamo tra l'Umbria, diciamo facciamo nord, centro nord, facciamo centro sud e nord, perché sì,
Se si stacca lì esattamente facciamo centro, sud e nord. E così facciamo come dice Salvi, ci stacchiamo. Vabbè, facciamo cenare, sale che è meglio ragazzi, già oggi fa caldo pure oggi. E già l'aria è caldissima. Vi auguro a tutti una buona giornata ragazzi. Ho voluto fare questo aggiornamento perché l'ho letto su una rivista scientifica poco fa. Già l'avevo fatto in passato questo video, però ancora che si parla di questa cosa, quindi qualcosa di vero ci deve stare perché si parla da anni e anni. No, Jenny, guarda, non mi piace giocare. C'ho la PS3 ma non gioco, la tengo ferma, la verità. Gioco più volentieri ai giochi anni 80 su computer, la verità. Mario Bros, queste cose qua, quindi mi diverto più a giocare ai miei giochi d'infanzia, diciamo. Queste Fortnite, queste cose qui è più per i bambini, diciamo, di oggi, ragazzi. Quindi ragazzi un saluto, cominciamo sta giornata, la Tower e speriamo che calmi un po' la situazione perché qua a Salerno si muore. Un po' di pioggia non starebbe male, la verità. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata. Tutti Juventini, poi mannaggia miseria. Mio fratello Juventino, tu Juventino, tutti quanti, ma a Salerno è pieno di Juventini. Antonio, guarda, io sono stato a nord e ti dico la verità, sta cosa della differenza io l'ho notata in poche città, ti dico la verità. Perché guarda, in nord e sud siamo uguali, non guardiamo il dialetto napoletano, oppure se vado a Bergamo vedo il dialetto loro, oppure in Veneto il dialetto veneto, quindi ogni regione ha un suo dialetto, per l'amor di Dio. Io ho girato, ti giuro, tutto il, no, il mondo no, perché sennò dico, dico una cosa esagerata, diciamo tutta l'Europa, l'ho fatta completamente come la vedi. Ti posso assicurare che le regioni dove io ho notato che che non vogliono avere a che fare con noi del sud, perché quando parliamo, vedi, pure io quando faccio i video mi è difficile parlare italiano, parliamoci chiaro. Io so dialetto napoletano, però la differenza è una, che io quando parlo dialetto comunque mi faccio capire. Già vedi, come ho detto, mi faccio capire, tu capisci comunque, anche se sei italiano perfetto tu. Mentre se te lo dice un piemontese nel suo dialetto, non lo capirai nemmeno uno di Roma lo capisce. Quindi, a parte i dialetti comunque, le zone che io ho visto dove ci sta ancora questa cosa assurda, diciamo, del confronto sud-nord, sono le zone alte, diciamo. Ti dico Bergamo, Verona, sono queste le città dove io ho incontrato Trentino Alto Adige. Queste qua sono state, diciamo, un po' le zone dove mi sono sentito, diciamo, un po' a disagio in effetti, perché si sentono superiori, come ti devo dire. Quindi quando entri pure in un bar e cerchi un caffè e tu vai là e dici ma facete un caffè per piacere, e quello sente dirti così, è come se il mondo gli crollasse addosso, non lo so, è stata sta differenza che io gli ho detto mi fate un caffè, cioè si accorge subito che io non sono di là, quindi ti guardano, sa, con quella faccia un po' per dire ma questo da dove viene? Cioè è una cosa che dà fastidio perché quando qua vengono a farsi i bagni noi trattiamo bene tutti, indipendentemente diciamo da chi viene, o viene un americano, oppure viene, quindi, quindi diciamo in effetti che ragazzi, ancora purtroppo nel 2020 ci sta ancora chi fa nord e sud come distinzione. Però a Torino ragazzi posso assicurarvi che mi sentivo a casa, a Milano, in qualche parte di Milano, perché anche a Milano ancora un po' ci sta questa cosa, a Genova, diciamo a Firenze, Roma,
invece mi sono sentito a casa, la verità. Quindi diciamo nelle zone più... No, no, guarda, io vedi, sto facendo i titoli nel mio dialetto, io non abbandono mai la mia lingua. Cerco di parlare al massimo in italiano, più di quello che posso. Premetto che sono diplomato, non è che io a scuola non sia andato, quindi però è più forte di me, ragazzi. Il dialetto è una cosa che mi viene spontanea, quindi non riesco, mi scappa la parola, è più forte di me. Quindi è un'abitudine, cioè puoi essere anche diplomato, laureato, non c'entra questo. Le origini sono le origini, quindi io sono stato a 5 anni a Torino, ragazzi. Lì parlavano tutti perfettino l'italiano e io invece no, in 5 anni sono rimasto come ero. Cioè napoletano, il napoletano ci rimasto. Cioè, loro però mi capivano, a Torino non c'era problema, guarda, in tutto il Piemonte, qualche parte della Lombardia, ho detto solo un po' quegli 3-4 città, ma non di più, poi dalla Toscana a scendere in giù, ma dove vai vai, è festa a tutto, come si dice, festa a tutto parte, tranne quelle zone proprio alte, alte, alte. Io sono partito dalla Germania, sono arrivato a Trento a prendere un caffè, ho detto adesso mi riposo e poi riparto. Sono entrato, ho preso un caffè, ho detto buongiorno, mi facete un caffè? Quello mi ha guardato con un'aria proprio brutta, per dire questo terreno da dove arriva, però a me non mi importa proprio, figurati. Tanto paga e ringrazio, quindi non vedo, però ancora stiamo con queste cose della lingua in effetti. Purtroppo io vorrei dire, ma se tu parli il tuo dialetto, mica ti critico io. Io a volte, certe volte sento delle ragazze che parlano il veneto su YouTube, dico mamma mia, com'è difficile, però cerco di capire, non critico perché è così, anche se il veneto è difficile come dialetto, però è come un sardo che parla il suo dialetto, è arabo quasi. Oppure provate a sentire un pugliese, avete mai visto il video di Lino Banfi quando incomincia a parlare pugliese stretto? Quello è arabo, ragazzi. Cioè il napoletano quando parlo io, ma si capisce. Pensa che il napoletano è patrimonio dell'UNESCO, quindi è una lingua ufficiale. Mentre già prendi un pugliese e fallo parlare di dialetto stretto. Ragazzi, non si capisce niente, è arabo. Avete visto che nella parte di Lino Banfi dove gli danno gli schiaffi sta scritto tutto in arabo? Perché sono incomprensibili quando incominciano a stringere forte il dialetto. Mentre quando io parlo il dialetto stretto dico vabbè voglio qua e là. Mi capite al finale? Questo è il discorso. Quindi il dialetto è una cosa che dipende poi dalle regioni, come pure in Toscana lo capisco bene, a Roma si capisce bene, però già se vai in Piemonte no, non ce la faccio a capirlo, oppure in Sardo, a Cagliari sono stato, si parlano sardo stretto, arrivederci e grazie ragazzi, è più facile parlare in inglese per me, quindi, però purtroppo nel 2020 ancora qualche regione fa questa distinzione tra nord e sud, però non li pensiamo, facciamo così. Come diciamo noi sempre, voi avete le montagne, noi abbiamo le montagne e il mare, tutte e due le cose, quindi devono venire, se vogliono fare i bagni alla fine sempre qua devono arrivare. A meno che non vogliono andare fuori dall'Italia, devono arrivare qui da noi. La costiera amalfitana, il Cilento, la Sicilia, la Sardegna, comunque sono già, sono, sì, sì, guarda, il napoletano, come tutti i dialetti, sono lingue, non è che purtroppo sono dialetti di alcune zone. Alcune sono comprensibili, alcune no. Il napoletano, ad esempio, è una lingua che la capiscono quasi ovunque. Quindi è difficilmente come uno di Milano non capisce quando io parlo il dialetto, mi capisce tranquillamente, quindi mentre si parla, che ne so, un veneto, un piemontese, un dialetto, noi del sud non capiremo una parola, ma già io del sud contro un pugliese, ragazzi, ciao non lo capisco. Mentre se va sempre in Sicilia,
io capisco il siciliano, capisco quando parlano che cosa vogliono dire, cioè mi faccio una regola tutta mia. Quindi anche, ma ad esempio facciamo come Adde Giovanni e Giacomo che facevano la sedia, la cadrega. Come fai a dire la cadrega per sedia? Cioè non ci sta proprio relazione. Cioè prendi una cadrega, io che prendo? Questa fu una cosa di Adde Giovanni e Giacomo che era uno sketch su YouTube. Cioè io ti dico prendimi una cadrega e io che ti vado a prendere. Invece se lo dico in napoletano dico per favore mi piglia una seggia. Allora già seggia, sedia, tu capisci che cosa dico. Quindi seggia, sedia, e diciamo ti vai per una regola, quindi ti fai una regola e dici questo vuole una sedia. Quindi non è difficile affinare. Però come dite, ma no, com'è? Ogni regione ha il suo dialetto, quindi rispettiamo i dialetti di tutta l'Italia e quindi ognuno poi parla a modo suo. Di certo l'italiano è quello che va di più per farci capire uno per l'altro, però come sempre dico io per quanto voglio provare a parlare italiano non ci riesco, è più forte di me. Una parola napoletana mi scappa sempre, quindi le origini sono queste e non posso cambiare, quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, state per buoni, un bel caffettino e ci mettiamo in moto. Buona giornata a tutti ragazzi e fatevi un bagno anche da parte mia, io forse stasera me lo vado a fare un bagnetto come ho fatto ieri. Ciao a tutti ragazzi, abbiamo fatto una chiacchieratina un po', siamo passati da un argomento all'altro, vabbè, ma questo è bello della diretta, può succedere di tutto. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.